Sabato 23 aprile partirà dal Blue Moon la stagione balneare 2022 al Lido di Venezia, con tante novità. Il Comune di Venezia, attraverso la sua società Venezia Spiagge, controllata al 100% da Ca' Farsetti, sarà in prima linea per lanciare il Lido come destinazione balneare. Tantissime novità sia in termini di servizi, sia in termini di divertimento, di sport, ma anche tanto relax, anche tanta offerta di ristorazione. Insomma, la godibilità a pieno servizio della piscina, le regole Covid ci danno possibilità di spaziare di più e per cui l'amministrazione insieme a Venezia Spiagge offre veramente non una spiaggia ma la spiaggia del Lido. La grande novità tra le tante sarà un campo da padel, vera passione sportiva del momento, con un boom di partecipanti anche tra calciatori e VIP, nonché una decina di campi sportivi per giocare in spiaggia. Il presidente di Venezia Spiagge, Pierluigi Padovan, spiega i programmi di quest'estate ormai alle porte. Oggi è per noi un po' un battesimo, è la presentazione della nuova stagione balneare, ci crediamo molto, abbiamo fatto tantissime iniziative nuove che vedranno la luce a brevissimo perché il 23 aprile già apriamo. È la novità forse più importante, ovvero ci sarà un campo da paddle. È una novità assoluta per tutta Venezia e per tutte le isole, sarà amovibile, quindi ogni anno lo sposteremo, ma sarà il fiore all'occhiello della stagione 2022.